saluto Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Buonasera. Ciao a tutti. Buonasera Tronca. Allora, Giorgio Tronca, voi diciamo Prima il Veneto, ma insomma lei personalmente come vi siete orientati rispetto agli interventi che ha deciso di introdurre il Premier Draghi? Insomma. Innanzitutto comincio il mio discorso, il mio intervento ringraziando il direttore Bacialli e tutta la Rete Veneta per l'invito. Ma no, sono molto gentile, grazie. Come si vuole, è un tema molto complesso, molto complicato, quello di queste vaccinazioni. Gli altri a livello diciamo del partito, Prima il Veneto, che abbiamo discusso sul tema, che abbiamo parlato e che abbiamo una certa libertà di azione, nel senso non abbiamo ancora chiaro come si sta sviluppando la cosa, perché è vero tutto, è vero che la vaccinazione protegge, però guardando i dati, mi guardo i numeri e mi vedo che per esempio che abbiamo più decessi dell'anno scorso, costantemente, ogni giorno che ne abbiamo di più. Questo non viene dito, però non capisco, il motivo può essere causato da molte robe, da molti fattori, però gli altri come Prima il Veneto siamo ancora un po' riflettere tutti i componenti e libertà nel pensare quello che crede, cosa che invece non vedo a livello istituzionale, sia a livello regionale che a livello nazionale. Perché? Perché vedo per esempio che c'è dei partiti che all'interno dei loro porta delle posizioni diverse, completamente diverse, e partiti che c'è il potere e che va a coordinare tutto. Questo deve essere chiarito, nel senso, mi vorrei vedere un attimo anche per esempio la Lega, no? C'è uno a caso. Allora, sento molti esponenti Lega che dice fa il vaccino, fa il vaccineve, qua e là, perché? Però guardando il leader della Lega mi pare di capire che non è che abbia tanta volontà, cioè non è che si esponga tanto. Ma non solo lui, anche all'interno, per dire a livello regionale, mi vedo a livello regionale delle figure diverse nella maggioranza, cioè queste robe che fa male alla gente che venga a votare, perché una persona la incarica qualcun altro inteso come gruppo, come coalizione, a guidarli. Adesso in questo momento qua mi ha tanto all'interno di questo gruppo che ha da portare avanti tutto, che c'è un po' di disconnessione, nel senso uno dice una roba, uno dice un'altra, o peso, uno dice una roba, uno lo stesso domani dice un'altra, e queste robe che le fa veramente smontare tutto. Sul discorso sanitario è molto delicato, ma molto delicato, che ne va della salute. Ora, prima di obbligare, di invitare, cioè stiamo attenti a quello che diciamo. Se questa roba qua effettivamente è qualcosa di comprovato, perché non è resa obbligatoria? Cioè facciamo la vaccinazione e così ognuno si vaccina e nessuno dice niente. Invece sta roba qua, che dopo che c'è il controllo, che mi fa terrore il controllo, mi conosco tutto quanto il paese, no? Conosco la mia nazione, tutto il paese. E il controllo varia, cioè non può essere un controllo così accurato per definire tutto, perché il problema è, cioè, Green Pass mi controllo con l'applicazione, con la nuova applicazione, mi sono un esercente, uno che ha un'attività, controllo, me dà rosso, cioè mi dice che il Green Pass non è valido, no? Cosa continua a fare? Mi avrei da prendere atto, cioè dire segnalazione che questo qua ha il Green Pass caduto, il
ipotesi, no? E ora non divento più la persona che manda avanti con difficoltà, con tanto sacrificio, manda avanti un'attività, soprattutto in ultimo anno e mezzo, che ha dovuto fare robe proprio incredibili per riuscire, ha dovuto fare di tutto. A quel punto lì divento qualcuno che fa un'azione che non puoi neanche fare teoricamente, cioè se li è costretto a chiamare il pubblico ufficiale a quel punto lì, e ora mi dico è il lavoro mio, mi vivo del mio lavoro, mi so veneto, anche a me vivo del mio lavoro, mi lavoro da vivere a me, da vivere a mia famiglia. Beh, che lavoro io? Non è mio, un lavoro che mi aspetta a me. Che lavoro io, lese qualcosa che deve essere coordinato. Quando dico coordinare, non dico neanche che sia, cioè dico che non sia neanche la possibilità di sgarare, cioè una roba coordinata. Giorgio Tronca, chiedo anche a lei per quanto riguarda le prossime amministrative, voi siete all'interno del Partito dei Veneti come formazione o No, siete svincolati? No, noi siamo soli, siamo fondati, abbiamo una struttura solida, non c'è nessun problema, riusciamo tranquillamente a ricostruire sicuramente, piano piano, poi penseremo eventualmente in futuro a quello che dovremmo fare, nel senso... Cioè non presentate lista alle prossime amministrative, non avete una lista? Sì, in certi posti presenteremo lista da soli o con qualche civica, vedremo, però niente di particolarmente eclatante, stiamo ancora abbastanza, stiamo costruendo con calma. Giorgio Tronca di prima Grazie a voi, prima il Veneto. Prima il Veneto.